senza regolare dei metri 800 maschili, la categoria Ali, si va per il titolo ovviamente. Giovanni Nanzi, Filippo Mazzarani, Angelo Valentini e Tomasi. Questa è la composizione della serie unica per il titolo di Ali. Ed ecco qua Anesi che va a ravvivare la gara. Io tiro con Mirko Tomasi davanti a tutti, poi ho visto proprio Anesi che ha preso proprio quota, uomo anche dalla grande resistenza, quindi giustamente Stefano, l'atleta della Clarina Trentino, che posso intendere per fare la gara un po' più dura per non portare in carrozza Mirko Tomasi a Trento. Eccoli, qualcuno è partito ragazzi, eccoli qua, adesso si fa la gara, e si fa veramente l'800, un passaggio, non guardate con 1,29, è sbagliato, è qualcosa in più. Ed eccoli qua gli atleti del Trentino in fila indiana. Dalle retrovie, se non andiamo errato, Giovanni Valentini davanti a Mirko Tomasi. Complimenti e a un ottimo Anesi. Attenta regolare per il tempo maschili, serie unica, Rampellotto, Mazzei, Monese, Certo, Fis, Bortola Meotti, Gavazzo, Bertol, Prima, Cannai, Pisoni. Passaggio è contento da qualche anno con qualcuno per questa gara assegno con anche tutti con la Argentina Sebastiano Cavasso, lo junior Vicentina con Cortesino e Uri Pisse in seconda posizione, lo vediamo per la lunga sagua e poi dietro tutti gli altri. Passaggio di tempo per Uri Pisse, che ha vinto il turno, Luca Dimas. Dietro la Susanna lavorare. Eccolo qua, arriva con un ottimo tempo per lui, 1:57,77 e questo è un gran tempo, è un ottimo e gran tempo anche per Uri Pisse. E lo attendiamo ovviamente in premiazione. Premiazione tra le multiple cadenti, alla premiazione chiamiamo il professor Mauro Pantini.